oggi affronterà un Adrano che vuole rimediare un periodo di forma non eccezionale, sconfitto, bruciato nell'ultima settimana di gare, ora vuole la rivincita. Benvenuti qui dal Paloreto di Palermo, benvenuti a Mistral Palermo contro Città di Adrano. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi una gara importantissima per entrambe le squadre. Il Mistral che viene da 5 vittorie consecutive e in cerca della sesta meraviglia, mister Cappello, che oggi si affida ai portieri Giglio e Di Liberto, Dorio, Canale, Murò, Cascino, Di Maria, Radaelli, Napoli, Esposito, Barbuscia e Randazzo a comporre i 12 di mister Cappello. Tanti giovani, tanta freschezza, forse un po' pecca l'esperienza, manca anche Capitano Tocci, è un momento sicuramente di tante assenze per mister Cappello contro Adrano che è trascinata dai soliti Nicolosi, La Monica, Finocchiaro, tutti presenti oggi, e dall'estero, dal talento di Maurizio Mojica, talento colombiano che è presente da questo anno solare 2025 nella distinta dell'Adrano, che oggi compone Longo in porta, poi Bonaccorso, Famà, Carnetti, La Monica, Finocchiaro, appunto, Nicolosi, Furnari, Di Prima, Versi, Cavallaro e proprio Maurizio Mojica. Tutto pronto per cominciare. I due direttori di gara di oggi si chiamano entrambi Maurizio, sono entrambi della sezione di Cosenza. Il primo uomo è il signor Barcio, il secondo è il signor Cipolla. Cronometrista invece lo riconoscete dalla giacca un po' più giallo fluo, nella sua postazione a bordo campo, il signor Salvatore Olivetti. Quelli che sentite sono i tifosi, gli ultra del Mistral, pronto a vincere altre importanti gare, uno storico che fino a 5 gare fa recitava 3 vittorie e 3 sconfitte. Da quel momento lì, dalla vittoria qui al Paloreto contro la Draga Cirreale, 5 vittorie in 5 gare giocate, in 6 settimane di gara, in mezzo anche la giornata di riposo. Sta per fischiare il signor Barcio. Mistral che attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo, classica maglia nera con richiami dorati della squadra palermitana. Adrano che invece giocherà dall'altra parte del campo, attaccherà verso la vostra sinistra con la maglia blu, che oggi non c'è, scelta invece la maglia rossa con richiami gialli. In due invece mister Cappello che già sta dicendo le prime cose ai suoi. Primo possesso per il Mistral, Esposito, Murò, chiama in causa ancora Dorio, poi Cascino fermato, ma c'è ancora Esposito. Cascino poi attaccato da dietro, palla per il Mistral. Ancora Esposito, può andare verso Murò, colpito Murò, non c'è fallo, può giocare qui l'Adrano, va in porta con Nicolosi, un po' di confusione. Ha provato Mojica, non si era capito perché l'arbitro non ha fischiato, quindi lui si era fermato pensando fosse fallo. Palla per il Mistral. Ancora Cascino, come passa! Esposito! 1-0 subito! Antonio, detto Ninni, Esposito, e 1-0 per il Mistral, subito, dopo 140 secondi. Arriva la rete, poi ancora Mojica, prova a creare lui, sicuramente l'uomo da controllare maggiormente dai ragazzi del Mistral.
campione del mondo di 3 contro 3, colombiano, con esperienza in Olanda, anche in Spagna con la maglia dell'Espanyol. Adesso è qua dopo aver giocato nel girone C di Serie B con la maglia del Livorno. Questo simile ha fatto Radaelli, che è in panchina però per il Mistral. Trattenuto Murò, fallo un'altra volta di La Monica, del 5 Mojica, fallo cosa che mette però il numero 9 che ha segnato 10 reti quest'anno. Quella per Esposito invece la nona rete, supera Dorio che adesso regala il pallone a Murò. Da qualche indicazione in più Giglio, oggi è lui l'uomo scelto per difendere la porta del Mistral. Alternanza con Francesco Di Liberto, giovane, eccentrico, ama giocare fuori dai pali. Giglio invece è sicuramente un portiere anche lui pieno di talento nei piedi, però sicuramente più metodico nelle sue giocate. Fischia l'arbitro. Cammino tutti in prestito del pallone, uno schema quello del Mistral, arriva Murò al tiro, fermato in questo momento ancora da Nadrano che è in difficoltà dopo la rete del vantaggio oro-nero. Ancora con la messa al centro riesce a ribattere, a rispondere alla difesa del Adrano. Cascino torna invece Dorio, giro palla Mistral che quindi può sicuramente gestire questo vantaggio accumulato nei primi minuti di gara. Esposito, ancora per Cascino, gira la sfera, Cascino, insiste ancora il 9, le giocate ubriacanti non per il numero 11 della formazione ospite, ovvero Ivan Nicolosi, è lui l'uomo da controllare maggiormente dal punto di vista dei gol, assieme a Mojica, che però è dato a gara e a stagione soprattutto in corso. Così c'è dall'inizio, ha fatto 12 gol, ma errore però di lui. Riprende palla, subito Cavallaro va lontanissimo, il portiere ovvero Cristian Longo. Andiamo in zona quando la spesa al Biancavilla, squadra di C1 ovviamente della parte orientale della Sicilia, così come il paese, il catanese, che può vantare due formazioni di calcio 11, una in eccellenza e una in promozione, e anche quella in Serie B di calcio 5, principale vanto della città. Obiettivo salvezza lo sta raggiungendo senza particolari problemi, dopo un giro andata terminato in quinta posizione, ma dopo uno storico recente abbastanza negativo, una vittoria nelle ultime 5, al netto della sfortuna che ha influito nella gara contro l'Arcobaleno Ispica, che ha vinto in casa all'Adrano solamente a 30 secondi dalla fine, la tenso struttura adranese. Mistral che, come ricordavamo, però viene da 5 vittorie consecutive, ma rischia un po' Murò, che appoggia Dorio, rischiando a sua volta. Cascino si accontenta della rimessa laterale, era lì vicino il signor Barcio e quindi lascia ovviamente il pallone agli Oro-Nero. Cascino può andare, ancora Cascino, aspetta Murò, colpisce Dorio, la palla è per Mojica che la gira subito, dove c'è numero 80, anche lì molto giovane, Giulio Cavallaro. Lui invece viene dal Mascalucia in Serie 2, la squadra che assieme a Cavallaro ha ceduto anche Jacopo Fama, la formazione adranese. Fama per ora è in panchina, in questo momento girano Cavallaro, con al centro di La Monica, era per il non entrato Pinocchiaro, poi prende palla qui La Monica, ancora il 9 fermato, i fischi che accompagnano l'avanzata dell'Adrano, è uscito subito Mojica
questa è la scelta di mister Sgroi. Al suo posto è entrato Finocchiaro che si gira, ancora il 10 incontrato, poi deve andare Vedorio, riprende palla Nicolosi, grano pericoloso, colpito poi qua numero 10 Finocchiaro, lo anticipa Dorio, l'ultimo tocco è del giocatore del Ministro, altrimenti sarebbe stato con ogni probabilità fallo. Lo scambio ancora Finocchiaro, reazione vincente, Ladrano pareggia 1-1 quando siamo arrivati nel corso del sesto di gioco. Finocchiaro fa gol. Non smette di esaltare i suoi beniamini, la folla del Paloreto, il Mistral subisce gol. Pareggio del Ladrano con Finocchiaro, tutto ristabilito in equilibrio. Entra Di Maria, le prime scelte di mister Cappello. È uscito, se non vado errato, Esposito, l'autore del gol. Cascino, Muro, Di Maria. Ancora Muro. Dorio, guarda la porta. Contenta di trovare dalla parte di campo Cascino. Muro rischia il numero 8, ultimo uomo di movimento, prova ad aiutarlo Cascino, ce la fa, alta l'intensità lì nella parte sinistra del parquet. Rispetto al vostro schermo esce Dorio, Cascino, lo scambio ancora con Di Maria che aspetta dalla parte di campo Muro. Ancora Cascino, più arretrato rispetto alla sua zona di caccia. Di Maria. Dorio. Prova lì a sinistra Muro, che può insistere. Lato mancino, ma con lo strappo Muro. Colpito il pallone qui da Cavallaro. È entrato nel frattempo anche Furnari. O Furnari. L'accento poi dipende di persona in persona. Tanto il pallone è in calciangolo, già battuto. È entrato Radaelli nel frattempo nel Mistral Palermo. Altro cambio anche per Ladrano, proprio sul pallone si avventa il numero 4 Bonaccorso. Però si perde sul fondo, lancio subito di Bonaccorso, Antonino Bonaccorso, anche lui proviene da Biancavilla, rischia poi tanto di Mistral, calcio d'angolo per Ladrano che non ha accusato il colpo del gol dopo pochi secondi, è arrivato in zona gol. Adesso calcio d'angolo. Vicino la nostra camera, Bonaccorso non vede subito al centro l'avanzata di Furnari. Adesso ancora in favore della formazione adranese. Furnari voleva la corsa di Cavallaro più che quella di Bonaccorso, rimessa ancora per il direttore di gara, però stavolta è per il Mistral che può girare il pallone. Mancano 12 minuti alla fine del primo tempo di gioco, ovviamente il effettivo ci indica questo. 1-1 tra Mistral e Adrano, la parata favolosa di Longo che chiude lo specchio a Cascino, da lì di solito fa gol Antonino Cascino, poco lucido, ancora Muro, gli aveva consegnato un cioccolatino Di Maria. Cascino, deve girarsi Radaelli, non è buono la sinistra per Muro, Muro fermato alla chiusura di Cavallaro. Di
Maria alla battuta di questa rimessa laterale. Lo scambio Corradelli, Di Maria, apre dove c'è Muro, prova ad andarsene lui, Muro al centro, fermato. E allora può uscire Ladrano, ancora col suo numero 10, Finocchiaro che travolge il direttore di gara. Rimessa laterale per il ancora Douglas Radaelli, lui viene da Terni invece. Tante giocate, tanto talento, classico dei giocatori di origine brasiliana come lui. Ma poi bisogna mettere anche la garra, la grinta, l'efficacia durante la stagione. Rischia qui Finocchiaro! Rischio proprio di Radaelli. Finocchiaro trova la doppietta servita su un piatto d'argento. Grave errore del 18, lo rincuora subito mister Cappello. Poco meno di 11 minuti alla fine del primo tempo. 2-1, ribalta la partita Ladrano con la doppietta di Finocchiaro. Ma questo su assist di Radaelli, che ha fatto un grave errore. No, proprio di lui. Qualche secondo prima, talento, lampi, fantasia, ma ci vuole anche efficacia. Questo è un errore grave. Prova il tiro Muro, deviazione di Longo in qualche modo. E c'è l'angolo. Prova a reagire il Mistral. C'è Napoli in aria. Non è per Muro che c'è un uomo, subentra Muro, fermato. Allora ancora non è buono per Ladrano, la riesce a girare. Subentra come nel Versi. Ancora Versi, aspetta il numero 7, si appoggia dietro. Nicolosi, dove c'è Versi, in area di rigore. Allora attaccato allo scarpino. Ancora Nicolosi, aspetta. Un tiro di Turnari. Giglio, bella gara, siamo alla metà del primo tempo, 2-1 per Ladrano, 1-2 per essere più precisi. Sulla tua rete era andato in vantaggio il Mistral, la rete di Napoli, pardon, di Esposito, ma palo colpito, anche se non poteva fare gol da quella posizione. Che sta partendo la rimessa laterale Verzi, finisce il palo, certo se dal palo il pallone sarebbe valso il gol. È una deviazione, ancora Pro insiste, 2-2, la rete Napoli. A ritmo di musica ha segnato anche Napoli. Poco fa mi ero sbagliato in un lapsus, ho detto che aveva segnato lui al posto di Esposito, adesso ci ha pensato lui a non farmi sbagliare. Gol di Napoli, attenzione ancora a Versi che prova a subentrare. Napoli lo ferma un'altra volta e l'ultimo tocco è Tidorio che era lì a chiudere. Ancora Versi, buon accorso. Cavallaro dove c'era sul secondo palo Nicolosi. Direi che non era per nulla male. 2-2, la rete di Napoli. In questo momento Sancic, un nuovo pareggio, gara però bella, attiva. Dorio, destro! Non male, c'è Longo però che chiude, in tempi anche stoppa. Prova ad andarsene Nicolosi, lotta con Napoli, da lì forse poteva fare meglio l'estremo difensore del
suo numero 19. Muro, pallone nella metà campo e Latrano, ancora il numero 8 che va dove c'è Napoli, stavolta non va il tiro, e viene ripreso la palla da Nicolosi, spinto da Muro senza fallo, spalla a spalla per il signore alla sinistra di Muro, il signor Bacci. Controlla ancora Cascino, troppo molle il suo passaggio di ritorno, si lamenta qui Muro con Cascino. Tornata la squadra della partenza, il Mistral al posto di Esposito, Napoli, due autori dei 2 gol dei palermitani. Dorio, Napoli, prova la giocata, sempre lì sull'out mancino dove ha trovato il gol del 2-2. Muro, Cascino, Dorio, Muro, lo scambia ancora, se ne va Muro, controllo è buono, Muro ancora insiste al centro dove c'è Napoli, bloccato, però da buon accorso che fa un grandissimo intervento. Cascino poi, col destro, la parata di Longo. Adesso chiamato in difficoltà Cavallaro, Longo fermato da Cascino al limite di 4 secondi, ancora il 9, difende Cascino, prova a subentrare, fermato, calcio di punizione, giallo al primo della gara estratto dal signor Cipolla. Cavallà rientra in campo Mojica, esce Verzi che aveva fatto vedere qualcosa di interessante, sistema la barriera Longo, 3 uomini addirittura in barriera, mi fa indietreggiare un pochettino Cipolla. Vediamo se il Mistral rifarà quello schema che abbiamo visto poc'anzi con Cascino e Muro che erano andati più avanzati. Ora Muro in panchina, anzi Muro in campo, Cascino è più avanzato. E di nuovo quello schema. Va Dorio, la parata di Longo. Stavolta è andato per la porta Roberto Dorio, ce lo potevamo immaginare vista la rincorsa che aveva preso, come se dovesse battere un rigore. Cascino, Scodella, Mojica, colpito da Dorio, fallo. Gioco pericoloso, fischiato, la mano è alzata del signor Cipolla e quindi è un calcio di punizione a 2 già battuto. Può andare Mojica al centro, l'idea non era male, voleva sul secondo palo la soluzione più avanzata. Napoli, come per Esposito appena entrato, chiamato dal pubblico, Mimmi Esposito a raddoppiare il suo conto personale oggi. Ancora Mistral che gira il pallone, Napoli, Dorio, controllo di Esposito anticipato però da Cavallaro, ricordiamo l'unico ammonito della gara, ancora l'80 che rischia, infatti perde palla, Dorio, ancora lui, Dorio lascia dove c'è Muro, può andare lui, Muro ancora, ma col destro, fermato. Numero 14 di prima, Federico di prima, la palla per Napoli, Dorio, Muro, si propone Esposito, Dorio, ancora Mojica, presenza fissa, ultimo tocco
da parte di un giocatore ladrano. Ora ancora Muro, lì a sinistra per imperversare, il numero 8 fermato da Di Prima, può andare quindi a sua volta il buon Adrano, ancora con Mojica, le giocate al 19, apre il campo, manca un secondo dove c'è Di Prima che tira, Di Prima ma fa male. C'è una deviazione, quindi calcio d'angolo. Ancora Di Prima, la stoppa, prova ad andare in porta. Il gol è proprio del 14, appena entrato si va a prendere l'applauso dei suoi in tribuna, anzi proprio vicini al parquet del Paloretto. 3-2. Torna avanti Ladrano quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine del primo tempo. Una gara sentitissima, due squadre che si stanno rispettando in campo, che stanno dando vita a una bellissima sfida. Tanti vieni e rivieni, contropiedi e controbattute. Adesso ci prova Esposito, ma sul destro lascia dove c'è Muro, fa il numero 8. Muro insiste e va in porta, fuori. Longo deve battere, non si perde tempo ovviamente perché c'è il tempo effettivo. Time out però, era stato precedentemente chiamato da mister Sgroi che raduna tutti i suoi in panchina. 3-2 in questo momento in favore del Ladrano, 2-3 per essere precisi. Una gara molto bella, come dicevo prima, batti e ribatti, tanti contropiedi, tante azioni personali, ma anche molti schemi, molte ottime chiusure. Mistral che era andato subito in vantaggio al secondo minuto con la rete di Esposito, poi il pareggio del Ladrano e il conseguente sorpasso con la doppietta di Finocchiaro, il primo gol con una conclusione deviata e il secondo con un regalo di Douglas Radelli. Poi il pareggio palermitano, Napoli, e adesso il punteggio è fisso sul 2-3 per merito di Di Prima, che dopo un tiro provato proprio da lui, deviazione di un difensore del Mistral, c'è stato il calcio d'angolo conseguente. Qui la stop in aria e uno scavetto supera Giglio. Si era preparato tantissimo Di Liberto e infatti chiama Giglio, gli dà la casacca, cambia in porta, torna a difendere i suoi pali Ciccio Di Liberto, probabilmente perché vuole maggior manovra. mister Cappella aveva forse preparato un altro tipo di partita, inserendo Giglio che sconsolato sta guardando la gara seduto in panchina. A 3 punteggio, 3 falli commessi a Ladrano, nessuno dal Mistral, anche se manca poco alla fine di questo primo tempo. Di Maria, destro, il 12 fuori misura, palla torna ad essere del Ladrano dopo la battuta di quella rimessa dal fondo di prima. Mojica non può arrivare, ricordiamo Mojica campione mondiale di 3 contro 3, lui che è anche un atleta Ioma, 30.000 follower su Instagram, ancora di TikTok, un personaggio conosciuto anche in Colombia, non so. Qua Gorio, reazione che non c'è, sembrava di sì, la palla è buona per Longo, la chiama Mojica, allontana però Longo, Maria la regala a Finocchiaro, le sterzate il tiro di Finocchiaro, poi Cascino si scorda come stoppare il pallone. Non sembra il pomeriggio di Tony Cascino, ma è questo il valore del numero 9. Una serata che sembra storta si accende all'improvviso, siamo attenti.
Palla ancora per Ladrano. Gioca adesso la sfera il numero 9, la formazione adranese. Adesso Mojica. Ancora lui. Mojica insiste. Controlla da 2, rimane col pallone attaccato alla suola. Ancora Mojica, le magie. Fermato senza fallo. Poi una piccola schermaglia, insiste però il Mistral. Cascino sbaglia sotto porta, voleva sposto, oppure la corsa di Di Maria non ottiene nessuno dei due. Le finte ubriacanti di Mojica, in mezzo a 3 se n'era andato, poi forse ha voluto troppo, non ha scaricato subito e gli hanno sottratto il pallone. Sbaglia poi qua il numero 10 Finocchiaro, autore oggi però di 2 gol, il capitano della Trama. Dorio ancora verso Cascino, insiste il numero 9, aspetta e va dove c'è Di Maria, fermato il 12, può insistere allora Finocchiaro, lungo linea, che però esce. Filiberto era riuscito comunque a pararlo in maniera non bellissima magari dal punto di vista estetico, ma efficace, e questo è l'importante. Cascino ancora lui, prova anche a decentrarsi, prova a creare qualcosa, va verso Dorio, Finocchiaro spaccato, quasi anche ad attentare alla vita dei tanti appassionati di futsal, tifosi del Mistral e non solo, anche Ladrano qualcuno presenti qui al Favoreto. Il viaggio è importante, Ladrano a 4, sono molti. E qua l'autogol! Maria la mette al centro e c'è l'autorete! Secondi alla fine della gara, parte la musica ma sta in silenzio lo speaker perché autogol per Ladrano, deviazione decisiva di Carmeci, sfortunato, pareggio quindi del Mistral che torna sotto, equilibrio giusto comunque per quello che abbiamo visto in questo primo tempo. È il punteggio migliore possibile per una partita degna di questo nome, degna della categoria che Mistral e Ladrano hanno intenzione di non solo difendere ma anche aggredire. Cascino, Muro, ora prova l'assalto finale di Mistral, Muro, mediazione di Carmeci, era l'ultimo entrato Carmeci, sfortunatissimo perché subito sigla un autogol che può far male al morale del Ladrano. Dorio dietro dove c'è Di Liberto, può giocare quindi a 5, ancora Di Liberto, apre dove c'è solamente Di Maria e poi Longo può andare in porta, fuori. Si arrabbia Di Liberto, abbiamo capito perché l'ha scelto mister Cappello, le sue palcate, la sua facilità, la visione di gioco. Questo è il motivo per il quale a partita in corso è subentrato il numero 26. Qua Di Maria vicino al gol del 3-pari dopo l'assist fornito praticamente a Carmeci, e poi poteva anche fare 4-3. 49 secondi alla fine, evita di fare il power play il Mistral, siamo ancora nel primo tempo. Dorio, Cascino, ultimi assalti, ancora il tiro di Muro, fermato da Longo. Dorio, giro palla del Mistral Palermo, 24 secondi alla fine, tempo di un'azione da basket da sfruttare ora. Muro riprende palla a Fama appena entrato, insistenza qua
dell'Adrano con il palo colpito. Sfortunato il nuovo dell'Adrano, poi prova la conclusione da lontanissimo Murò, non era una brutta idea perché Longo era fuori dai pali, e poi qua mantiene il possesso Cavallaro. 3 pari tra Mistral e Adrano, a tra poco con la ripresa. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita per chi l'ha vista abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create, secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa, è normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la 6ª vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata, e siamo a +3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono entrato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del mese in merito. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera, la squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto, non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano la nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusioni di colpi. Vuoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette, perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto, non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo, perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana,
e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita, per chi l'ha vista, abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create. Secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la 6ª vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata e siamo a più 3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta agli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misilmeri. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera. La squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto non sono i risultati degli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che il Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusioni di colpi. Puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati
nell'ultimo giro di lancette perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana. Siamo pronti per riprendere qui al Paloreto di Palermo, 3-3 dopo la prima frazione tra Mistral Palermo e Adrano Calcio a 5, una gara bella, ricca di capovolgimenti di fronte dal punto di vista del risultato e anche tra il parquet del Paloreto. Primo vantaggio il Mistral con la rete di Esposito, poi il recupero e il conseguente sorpasso di Finocchiaro che ha siglato una doppietta. Il 2-2 con Napoli per il Mistral e qua è il tiro provato da Nicolosi, bravissimo di Liberto a smanacciare il pallone, neanche il tempo di fare il recap del primo tempo che già potrebbe aggiornarsi il punteggio. Di Maria al centro per Muro, fermato da un super longo. Che gara, che bello, già subito stiamo vedendo i primi colpi, si ferma Mojica, attenzione, si tocca il ginocchio. Il fantasista e l'Adrano abbiamo già presentato il 19, campione mondiale di 3 contro 3, colombiano, esperienza in Olanda, in Spagna con la maglia dell'Espagnol, non solo, centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok, pensando ancora a Cascina nel frattempo, che magari non può vantare i suoi numeri sui social, ma in campo ne vanta e come. L'anno scorso tantissimi gol, reti a grappoli, quest'anno un po' di meno, ma si sta mettendo di più al servizio della squadra. Il capocannoniere per ora è Muro con 12 reti. Qua Dorio però spunta, va bene. Mistral abbastanza rimaneggiato, manca Terciria, ma al tempo stesso tantissimi giovani, 2006, 2007, anche un 2008 in panchina. Cascino, Muro, pallone per Esposito e girapalla. Dorio ancora per Cascino. Mister Cappello ha scelto i 5 di partenza e c'è insoffatta per il portiere che è di Liberto Negiglio, riprende palla alla Monica, poi il pallone viene preso ancora una volta dietro per il Mister. Muro, Cascino, Dorio controlla, può andare col destro, interessante, ma il pallone va fuori. Poi il signor Cipolla va a richiamare un attimo un giocatore del Mistral e uno dell'Adrano. Parliamo di Esposito e Bonaccorso. Tutto regolare, può andare quindi. Cavallaro proprio per Bonaccorso, lo scambio la prende Di Liberto. Muro, Esposito, Dorio, Muro, il controllo, le giocate, palla per Dorio, fermato da Cavallaro, calcio laterale per il Mistral Palermo, da Dorio, si propone Cascino, ma il pallone è per Muro, continuano invece a urlare i tifosi del Mistral, la curva fantastica, così come dirigenti, staff e addetti ai lavori vogliono definire, che ha seguito anche il Mistral nell'ultima avventura ad Alcamo, la vittoria netta in casa dello Sporting, che in questo momento staziona però all'ultimo posto, l'11° di questo campionato asimmetrico, con una squadra che riposa al turno. Stop qui di La Monica, però non porta niente. Muro, ancora lui, Muro insiste, palla che arriva al centro, rimane lì palo, preso da Muro, ancora Cascino, chiama Dorio, destro fuori misura, incredibile, vicino al gol il Mistra.
propone la Monica sul lato sinistro. È un rombo abbastanza esteso quello dell'Adrano, perde palla Nicolosi con fallo. Nicolosi invece dall'altra parte del campo è il miglior marcatore dell'Adrano, 12 reti stagionali. La Monica è poco dietro a 10. Adrano è una squadra giovane, relativamente tantissimi ragazzi di buona promessa. C'è chi viene dal Mascalucia in Serie A2 l'anno scorso, c'è chi viene invece dalla C1 del Biancavilla. Qua poi Cascino viene fermato e Cavallaro prova a portare avanti il contropiede. Ancora 80, le giocate, Cavallaro entra, sempre lui, fermato e poi c'è il fallo. Ha messo qui dall'80 ai danni di Cascino che ha fatto un ottimo ritorno sul pallone. Ancora per Adrano con Nicolosi, sempre lui, destro, provato dall'11, Cavallaro insiste, viene colpito Cavallaro, giallo per Cascino, spinto da il numero 9, ammonito Cascino, primo ammonito della gara per il Mistra. Siamo alla fine del quarto minuto di questo secondo tempo. Giallo quindi per lui, l'altro ammonito è proprio Cavallaro, colui che ha subito il fallo. Ingenuità quindi di Cascino che regala una punizione da quella parte di campo alla Drano. Arrabbiatissimo mister Cappello, forse proprio con Cascino, per l'ingenuità commessa. Ora ce l'ha più con Sposito per le marcature al centro d'area di rigore. Schiacciato lì dalla Drano il Mistral. Ma prima c'è un calcio di punizione. Filiberto mette solamente Cascino in barriera, gli altri no, tutti in aria. Rumoreggia, fischia il pubblico del Paloreto. Sistema ancora la barriera il signor Barcia. Ce l'ha ancora con Cascino, deve stare attento il 9 perché è già ammonito. Basta solo un'altra ingenuità ed è fuori. Fischia ora, che spunta al centro, esce bene comunque Dorio. Poi Longo, sinistra a cercare un'altra volta Cavallaro, riprende palla Cascino e poi Dorio, non è pericoloso ma che finisce tra le braccia di Longo. Adrano che ha vinto all'andata, la tensa struttura adranese contro il Mistral, prova il tiro subito, nel frattempo la Monica, palla che esce fuori, c'è una deviazione da parte di un giocatore del Mistral. Nel frattempo il signor Cipolla ce l'ha con mister Cappello. Dicevo, 10-5 ad Adrano, la Monica on fire con 4 reti segnate, una gara bellissima, spettacolare, ricca di gol in quelle di Adrano. Mistral Palermo però comunque si è ripresa alla grande, ricordiamo viene a 5 vittorie consecutive in cerca della sesta da inanellare mister Cappello. Adrano che invece al contrario viene da una sola vittoria nelle ultime 5. C'è qualche problema, poi il signor Cipolla va anche a parlare con dirigenti sia del Mistra che dell'Adrano. Il clima è distesissimo qui in tribuna. È ancora perfetto per Cavallaro, 2 volte l'80 ma il pallone va fuori. Filiberto lascia a Murò, Dorio quindi. Murò, Dorio chiama palla, la ottiene. Non si è giocato molto in questi minuti, poi riprende palla Bonaccorso, ancora il 4, Bonaccorso fermato da Dorio che le scusa Murò che stava concedendo un altro counter attacco importante. L'Adrano che ha segnato così con l'ingenuità di Radaelli che a quel momento non ha visto più il campo. Si scalda ora
che arriva al centro, prova a uscire un'altra volta Esposito, sbaglia, Finocchiaro, palo potente di sinistra del numero 10, vicino alla tripletta. Chiama calmo ora Napoli, ha rischiato il Mistral. Muro, Dorio, buono per Napoli, aspetta per il 19, Muro ancora, insiste, si propone Esposito, la palla è per lui, in area di rigore, poi Napoli col sinistro, spiaccichiato però nel parquet, poi rete. Ancora palla Mistral, ancora con il buon Napoli, una palla sempre Muro, prova a muovere, a scuotere Dorio, spinto Esposito, fallo di Cavallaro, deve stare attento, come dicevo, lui e Cascino, i due ammoniti. Sesto di gioco che sta per chiudersi, ripetiamo che si è giocato poco, questi minuti di ripresa. Ritorna in campo Radaelli, lo dicevamo, dopo l'ingenuità non aveva più visto il campo, ora forse si è anche ripreso mentalmente. Douglas Radaelli, colpo importantissimo per il Mistral, viene a Terni. Rischia il signor Barcia, lascia Radaelli, palla di Napoli che colpisce Cascino, Longo. Tanti rimpalli in area di rigore, alla fine Longo riesce a controllare, allontano Ladrano, andava un Finocchiaro, a vuoto Radaelli, Finocchiaro insiste al centro, ci ha pensato Napoli, calcio d'angolo. Voleva rimessa Napoli, perché secondo lui l'ha toccata solo quando era già uscito. Gamba al centro, colpito Muro dalla Monica, qualche secondo di pausa, Cascino viene richiamato da Radaelli, ha detto sali su, e chi lo sa, magari il pallone è proprio per lui. Cascino sta camminando in maniera interlocutoria proprio alle spalle Cavallaro, che però è l'ultimo uomo per Ladrano. Allora Muro, Napoli, Douglas Radaelli, ancora lo scambio con Napoli, sta prendendo fiducia Saverio Napoli, Radaelli colpito con fallo da Carmeci. Due protagonisti in negativo, ancora Napoli, Radaelli controlla, sempre Carmeci a marcarlo, uno ha fatto l'assist all'avversario, l'altro invece ha fatto gol su assist dell'avversario. Cascino esiste, Cascino! Ancora il 9, si accende! Tony Cascino! Abbiamo detto nel primo tempo basta poco per fare accendere Tony Cascino. Dopo 7 minuti di gioco precisi in questa ripresa torna avanti il Mistral. Spinto Carmeci per prendere questo pallone. Antonino Cascino, altro gol da aggiungere al suo palmarès. Le giocate Finocchiaro, atterrato senza fallo, in questo momento Muro, Cavallaro insiste ancora 80, si scorda per un attimo il pallone, lo regala. Giovane di belle speranze,
viene dal Mascalucia, la Serie 2. Rischia qui un'altra volta Napoli. Muro anticipa il suo avversario. Carmeci che ha sbattuto poi la testa violentemente nel parquet del Pala Oreto. Si lamenta il signor Cipolla perché aveva fallo. Maurizio Cipolla, arbitro di Cosenza, così come il suo numero 1 oggi, ovvero Maurizio Barcia. Coppia arbitrale cosentina, dalla Sila con furore, i due arbitri di oggi della gara tra Mistral, Palermo e Adrano, in un girone, quello H della Serie B di calcio a 5, che quest'anno parla dialetto siciliano con tutte le sue accezioni, tutte le sue peculiarità. Solamente una squadra su 11, Polistena e Calabrese. Riprende palla Carmetti, Esposito accetta di Berto e va lontano a cercare Cascini. La palla è per Cavallaro. Longo aspetta Longo e poi trova adesso solo la Monica. Il controllo non era male, l'aggancio sembrava elegante, ma il campo finisce. Può giocare Radaelli. Muro. Ancora Napoli. Cascino, Muro, Radaelli. Muro. Passaggi orizzontali sempre pericolosi, se ne va Muro con un rimpallo. Ancora lui, fermato senza fallo da Cavallaro. Accorto, il numero 80, sa che è già ammonito. Torna in campo Verzi. Adesso altro cambio, entra di nuovo Nicolosi nei 4 di movimento per Mister Sgroi. Pionicchiaro ancora fermato, di nuovo 10, come per Cascini, contropiede, Longo con il piede, dice di no, ancora Finocchiaro, insiste, Finocchiaro trova Verzilla a sinistra, ancora il 10, si propone Cavallaro, la palla è per lui, di gran carriera l'80, non si intende con Finocchiaro, Verzi non la tiene in campo. Chiama i suoi a gran voce Mister Sgroi. Adrano che per ora è in quinta posizione a 18 punti, lontano 11 lunghezze dal Regal Buto secondo. È quella la linea da seguire, distanza da colmare per fare gli eventuali playoff, anche se la quinta posizione varrebbe per gli spareggi promozione, però bisogna avere un gap di punti non così esagerato. Mistral che invece è in terza posizione, 24 punti conquistati. Insiste ancora lì a sinistra, Verzi ritorna sul destro, fermato però Napoli, che può andare, ancora Napoli, si accentra per Muro, si propone ancora il 19, Muro però preferisce tornare dietro dove c'è Di Maria. Cascino, non ha nessuno, torna al 12, ancora Muro, deve correre, Muro lo fa, Muro colpito, calcio di punizione. Siamo alla metà. Mistral 4, Adrano 3. Mancano 10 minuti alla fine. La metà di questo secondo tempo. 9,53 per l'esattezza. Muro a battere. Uno in barriera per Longo, dovrebbe essere di prima, ritornato in campo. Iniziano le turnazioni di questa ripresa anche per Mister Sgroi. Cavallaro sull'altro palo. Va Muro in aria, fermato, poi rimane lì. Calcio d'angolo. Napoli la fa sbattere su Verzi. E corner. È un'idea, è un'occasione.
Codella, ancora Di Maria. Napoli, deviazione di Cascino che poteva fregare Longo. Cavallaro, ancora lì a sinistra Verzi, sbaglia, pallone per Cascino, ritorno su destro, Cascino fermato senza fallo. Che cosa ha fatto qui Nicolosi? Rimane a terra Cascino. Clamorosa chiusura di Nicolosi perché è stata dichiarata regolare dal signor Barcia. Terra Cascino sembrava borderline, l'intervento di Nicolosi è ritenuto regolare, dobbiamo fare un applauso. E Ivan Nicolosi, attuale miglior marcatore stagionale dell'Adrano, oggi però ancora assente. Napoli. Di Maria, ancora. Di Maria dove c'è Cascino, prova a girarsi. Cascino, chiama in causa Muro. Napoli. Muro, su destro. Non si intende qua con Napoli. 9 minuti alla fine. Cavallaro, Verzi, ancora Cavallaro, Napoli a vuoto, parata di Liberto su Nicolosi, favoloso di Liberto, un po' meno Napoli. Nicolosi fa pure un po' egoista, poteva servire di prima che era solo al centro dell'area, ha provato la conclusione, fermato la di Liberto. Di prima, controlla, è stoppata sotto a Napoli, Muro fa partire il contropiede, Cascino aspetta, calcio di punizione. Quinto fallo commesso all'Adrano in questa frazione, d'ora in poi quindi non batterà più calci di punizione il mister al Palermo, a meno che non siano di seconda, saranno solamente tiri liberi. Questo sarà un fattore per il resto di questi lunghissimi 480 secondi che mancheranno tra qualche istante. Muro di prima controlla, quasi la regala, palla per l'uomo. Verzi, Cavallaro, Verzi, Cavallaro spinto a Napoli, Giallo, 19, la rincorsa il signor Barcia, quasi come se volesse scampare alla sanzione. Napoli al posto suo ritorna in campo Muro. Ammonito, quindi Napoli. Calcio di punizione per l'Adrano. Ricordiamo che questo è il terzo fallo commesso al Mistral in questa frazione, ne ha già commessi 5 l'Adrano. Di prima ancora, sul vento Cascino, ma c'è fallo, ancora lui, dove c'è Nicolosi al centro, fermato da un super Dorio. Bravissimo il 4, calcio d'angolo per l'Adrano. Gara che adesso si carica di ulteriori significati. Pone al centro, esce Dorio, Cascino, anche lui, può andare, Cascino in contropiede, al centro, lo scavetto, lo mette il pallone, incredibile, contro Adrano, dall'altra parte Cavallaro, prova di Liberto. Che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo visto?
lo scavetto di Dorio, colpisce la traversa, si adagia sulla linea, ancora Muro, non colpisce bene, deve correre a destra Nicolosi, preferisce tornare sui suoi passi, ancora di prima, Troversi a centro, si stende a terra Muro, Cavallaro, le giocate rischiosissime dell'80, Verzi al centro, Di Liberto nasconde il pallone con Di Prima, ottimo aggancio, Di Prima aspetta, ritorna Dorio, rimessa per Di Liberto e chiama il time out quindi mister Cappello. 6 minuti e 25 alla fine, una gara bellissima dall'alto tasso di intensità, di agonismo, vale tanto, è tra la terza e la quinta di questo campionato di Serie B, alla vigilia della 13ª tornata. Dopo 11 gare giocate da entrambe, Mistral 8 vittorie e 3 sole sconfitte, 6 invece le vittorie per l'Adrano, 5 le sconfitte. All'andata ricordavo 10-5 per la squadra catanese, ma era un altro campionato, un campionato di scoperta ancora per mister Cappello. Veniva dalla convincente vittoria all'esordio contro Sporting Alcamo, dopo 6 giornate giocate erano 3 vittorie e 3 sconfitte, arrivate a questo punto del campionato 8 le vittorie, 3 le sconfitte, 5 vittorie di fila per il Mistral, che oggi vuole trovare la sesta e sarebbe importantissimo anche in chiave promozione, in chiave playoff, per dare fastidio al Regal Buto e comunque andarsi a giocare da protagonista assoluta i playoff, così come ha fatto l'anno scorso il Mistral Carino, uscendo però contro il Blinking Soverato al primo turno. Esposito, Dorio, la giocata di Dorio, colpisce il pallone di Maria, adesso la palla torna ad essere dell'Adrano. Bonaccorso, ancora lui, lo scambio, Bonaccorso insiste, Di Liberto da prendere, adesso può andare lui, parte il contropiede, non insiste più tanto il 26, ancora per Esposito, fermato, rimessa per il Mistral nella zona da campo. 6 minuti, anzi meno, alla fine, 5:40 per l'esattezza, lo vedete forse anche voi. Prova a correre Di Maria lì a destra, viene fermato. Aspetta ancora Di Maria, se lo pone Dorio, serve Muro, sembrava volesse andare al tiro, ci prova ora Muro, deviazione e calcio d'angolo, da quella mattonella aveva fatto gol chiaro nel primo tempo. Adesso corner per il Mistral, tamburi dei tifosi nero-oro, Scodella, Di Maria va a vuoto, colpisce malissimo, ma la palla lungo, adesso è per Di Liberto, Esposito, Muro, se ne va, che classe dell'8, che con lo scavetto chiude, Muro, mostruoso, Muro, Muro, 5-3, un gol
da giocoliere vero per il numero 8 e c'è power play, quinto d'attacco per l'Adrano. A 5 minuti alla fine si gioca il tutto per tutto, la squadra catanese, ancora Muro, deve andarsene, Muro fermato, senza fallo, poteva magari anche andare in porta, da lì Di Maria ha preferito servire Muro, che poi non ha avuto un ottimo controllo, ma non come quello di prima, sicuramente, la magia di prima, ancora il pallone. C'è un problema. Riesce di nuovo Famà, riesce anche il quinto d'attacco, poi il tiro provato da Esposito all'improvviso, torna di nuovo fuori Longo. Ancora Famà, che era uscito a rientrare in campo, gestione confusa di Mr. Sgroi, come è nuovo per l'Adrano comunque, presta forte il Mistral, Dorio manda il pallone sui tifosi, sono ancora in 5 davanti i ragazzi dell'Adrano, 5 con i gol segnati dal Mistral. Ancora Bonaccorso, è buono, la palla di Liberto e poi tocca il tetto del Paloreto, il rilancio a vuoto di Esposito, purtroppo qui non si capisce chi è il quinto d'attacco scelto da Mr. Sgroi perché non è il numero dietro. Da qua è impresa comunque capire un pochettino anche la fisionomia. Sbaglia una certa Cavallaro, Dorio vince un rimpallo, fermato subito dopo Famà, tanti errori individuali, poco a pezzi, un campionato come quello di Serie B. Famà controlla, Famà ha rischiato di Liberto, pallone in calcio d'angolo, Jacopo Famà, giovane anche lui dal Masca Lucia, così come Cavallaro. Lo scambio, Cavallaro, Famà, anche lui, Umberto prende palla, ci ha provato di Liberto, una che esce fuori, ecco, è finocchiato. Il quinto finalmente si è palesato, 160 secondi alla fine, finocchiaro, Famà, ancora Cavallaro, perde palla, fuori da Eli, non riesce ad andare in porta, Famà controlla, sbaglia anche lui, Cascina allora, aspetta, è sapiente, forse un po' troppo, 3 contro 2 incredibile, finocchiaro col destro, di Liberto, clamoroso, sbaglia Cascino, tutti lo abbracciano, 2:14 da giocare ancora, Bonaccorso, scambio, Cavallaro, Famà, sempre Famà, fermato e poi Radaelli colpisce male, trova Cavallaro, non vuole sportivamente uccidere l'Adrano qui, Mistra, finocchiaro, palo! È il quarto palo di oggi dell'Adrano, terzo colpito da Finocchiaro, sfortunatissimo il 10. E per ora esce dal campo, torna lungo tra i pali, si riprepara, quindi Finocchiaro, atterrato, Cavallaro, calcio di punizione. Ritorna Famà, specialista del quinto evidentemente perché fa continuamente avanti e indietro con la Monica. Cavallaro, Finocchiaro, colpito, ancora lui, insiste, Finocchiaro, colpito un'altra volta, non c'è niente, Polcierà da Eli, incredibile,
La panchina del Mistral è tutta in piedi, non crede all'errore di Vadelli. 90 secondi alla fine, vediamo se sarà un errore che farà mangiare le unghie a Mister Cappello. Neanche le unghie, proprio le unghie. Cavallaro, Finocchiaro gira per Famà, ancora al centro del campo cemitoso, Finocchiaro a vuoto, poi non riesce ancora a uscire il Mistral. Time out chiamato da Mister Sgroi. C'è un giallo proprio per l'allenatore del Latrano. 67 secondi alla fine. Abbiamo visto rimonte peggiori. Poi continuano i discorsi. Giallo per Silvio Sgroi. E time out. Un attimo di pausa anche per noi. Dopo un'incredibile partita, un incredibile secondo tempo, è rimasto ancorato a quel 3 sin dall'intervallo Latrano. Mistral che invece ha trovato 2 gol, 2 perle, prima con Cascino, poi con Murò, gol che candiderebbe come migliore della settimana. Torna a giocare per soli 67 secondi. Mistral 5, Adrano 3, ma c'è il quinto d'attacco per l'Adrano. Cavallaro, Famà, Cavallaro ancora, Famà, insiste, poi non passa, Famà, Di Limberto e poi deve uscire da Eli, anche a lui, si allunga troppo la sfera. Non riesce a dare il colpo di grazia il Mistral. Cavallaro, sempre l'80, scambio, sempre Finocchiaro, che non si accorge che il campo finisce. Da subito l'opportunità a Longo di tornare in campo, 38 secondi alla fine. Cavallaro a vuoto. Rimessa per Finocchiaro. Valio scambio, bellissimo. In velocità, Latrano, sbaglia Finocchiaro. E quindi Limberto, gol per lui. Limberto, sigla il tiro, ma non un 6-3. L'applauso del pubblico del Paloreto per 5 di Limberto. Mancano 20 secondi. Si è preso un rischio maschio qui. Limberto, Cascino, ancora 1,2 m, Cascino atterrato senza fallo. 7 secondi. È partita la ora. Non esce. Esulta il Paloreto, prende da 2 secondi, adesso finisce la partita. Mistral 5, Adrano 3, parte la musica al Paloreto, noi salutiamo così, una gara bellissima e il Mistral vince, grazie a Napoli, Pozzo, Cascino e Murò.